abita in Liguria perché passa la giornata con un tempo e tutti vanno a mare. E che è una nostra amica che da Piemonte alleva venire ai bagni del mare, si chiamava Caiola, però non si chiama. Gli di mare quest'anno che ha detto a Sciaiole, però per poco non muore per un colpo di sole. Bisogna saperlo pigliare, Galituccio Pietro. E come si picchia? Non dico mica. 5 minuti davanti e mezz'ora di dietro. Leve questi credette bagnanti, son cischine e davanti. Dice sempre brave segretaria, Come bello sta quel ciampe per l'aria. e gli altri senesi, siamo famosi e avete braccine firte. Non ci arrivo alla tasca, non ce la faccio. Io ho il coraggio di guardare una donna a comprare, non ce l'ho. Sei in negozio de motte che va la signora. Poi dai in cappello guardi un dito con le bua. Che domanda un commesso se ne infela un capello. E che dice, mi piace signora, ma che vorrei? Sostenere la sera se sente e ti giura la gente, ritornare è sempre quello ai signore che piace saperlo. Io ragazzi, gli addominali non ce l'ho mai avuto, ma una lanterna così storta non l'ho mai vista. Sono andato da un dietologo di Chiavari, mi ha detto così: preferisco alla carne qualunque verdura. Sono diventato vegano e i fagioli mi piacciono con buona cottura. Se era fornello che sono questi, se mi sento in tatoa e nughelli insalata, ma mi giù de tutti alla resta de lungo a patata. Sono stupetti che a virta si sente tutti i giorni, diciamo la gente. Sono stupetti che a virta si canta, se la voce vuoi dare una cianta. Normalmente cercano un medico in sala, noi abbiamo delle farmaciste, medici, no, ma vabbè. Invece noi cerchiamo un perito agrario. In serio. Il signore di Palma. Giù de Palma Culea, il perito agrario. Assediato a Sant'Ilario.